insieme per lodare il Signore, anche se la Chiesa ha una buona parte decimata perché molti sono a letto, ma ci stanno seguendo online. Quindi ci giriamo e li salutiamo. Dio vi benedica. Alleluia, sicuramente il Signore visiterà anche loro questa mattina. Voglio leggervi alcuni versi del Salmo 100 che ci invita a lodare il Signore. Dice: mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Cosa dice mandate? Grida di gioia all'Eterno, no? Abitanti, servite l'Eterno con gioia o con letizie. Venite davanti a Lui con canti di gioia. Riconoscete che l'Eterno è Dio. Devi riconoscere che l'Eterno è Dio. E che su tutte le tue situazioni, su tutto quello che tu stai attraversando, su quello che stai vivendo, se tu sei un figlio di Dio, Lui è tuo Padre. Dio è tuo Padre e sicuramente Lui risponderà. Alleluia. Dice, è Lui che ci ha fatti e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo e il gregge che egli pascola. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e con lode. Quando abbiamo qualcosa dentro di noi, sapete cosa facciamo la prima cosa? Buttiamo fuori quello che abbiamo, no? Qui ci dice invece di non venire con richieste, ma di venire con ringraziamento e con lode. Quanti questa mattina si sono svegliati? Lo sapete che è un miracolo svegliarsi? Lo sapete che ci svegliamo da un coma? Leggero, ma è un coma. Sapete che molte persone non si svegliano più? Ma questa mattina Dio ci ha dato un nuovo giorno. Ha detto al sole esci e il sole è uscito e abbiamo visto la giornata. Gloria a Dio. Amen. E non sappiamo che cosa nella nostra vita può accadere. Sabato scorso, qui davanti alla nostra chiesa, sabato scorso, un ciclista è morto. Proprio qui davanti alla nostra chiesa, sabato scorso. Perché c'era quello che aveva portato le auto dalla Polonia di fronte, ha aperto la portiera, non ha visto il ciclista che apriva la portiera, è andato a sbattere con la testa contro, 48 anni di marostica e ha perso la vita. La vita nostra è niente, fratelli miei. Ma questa mattina siamo qui per lodarlo, per ringraziarlo, perché respiriamo. Quanti respirano? Gloria a Dio! E voi ridete, io soffro nel periodo allergico, sono problemi asmatici e a volte so cosa significa non respirare, ma questa mattina io respiro e non so voi, ma quando ho aperto gli occhi questa mattina ho detto: Signore, grazie, perché tu mi dai ancora un nuovo giorno e come non posso ringraziarti? Poi sapete cosa ho fatto? Subito mi sono andato a lavare il viso, le mani e ho detto: Signore, grazie per l'acqua che mi dai. In tante case, in tante poste, l'acqua non c'è. Signore, grazie, dobbiamo iniziare a ringraziare il Signore per le piccole cose, che sembrano piccole cose, ma quando ci mancano poi sono grandi cose. Allora questa mattina io ti voglio invogliare, e anche voi che siete a casa, che ci ascoltate, vi voglio invogliare a lodare il Signore. Perdetemi se prendo un po' di tempo questa mattina all'inizio del culto. Sapete, il cieco di Gerico e veramente era cieco e quindi lui non poteva vedere, però Dio gli aveva dato a lui la bocca per gridare, la voce per gridare, gli aveva dato le gambe per alzarsi e andare da lui. Quindi ha iniziato a pensare che tante cose che lui aveva, con quello che aveva, ha iniziato a lodare il Signore e ha iniziato a gridare: Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me. Abbi pietà di me. E Gesù si è fermato a questo grido e gli ha detto: chiamatelo. Non importunare il maestro, chiamatelo. Lo ha chiamato e lo ha guarito. Questa mattina con quel poco che hai, grida al Signore: Signore, aiutami. Signore, fa che io possa lodarti con tutto il mio cuore. Voglio riconoscere la tua benignità, la tua bontà sulla mia famiglia, sulla mia casa. Voglio riconoscere, Signore, che tu sei colui che ci dona ogni cosa. Amen. Quindi lodiamo il Signore. Alleluia. Stamattina abbiamo un nuovo tastierista, lo vogliamo presentare. È il tastierista di riserva. Gloria a Dio.
Alleluia. Ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli angeli, lodi il cielo, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino i mari e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo in battaglia, in prodigi, grande in Sion, e della terra il Re. Lodino gli angeli, lodi il cielo, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino i mari e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo in battaglia, in prodigi, grande in Sion, e della terra è grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo in battaglia, in prodigi, grande in Sion, e nella terra il Re, e nella terra il Re, e nella terra il Re. Grazie Signore. Alleluia. Tu sei il nostro Re, amen. Alleluia, alleluia. Tu sei il Re dei Giudei, come era scritto su quella croce. Tu sei il Re dei Re, il Signore dei Signori. Alleluia, alleluia, alleluia. L'anima mia ti lode, Signore, ti benedice, Signore. Questa mattina non abbiamo alcun altro scopo se non entrare nei tuoi cortili con ringraziamento e con lode, Signore. Grazie per la vita eterna che ci hai dato. Grazie per Gesù Cristo nostro Signore, alleluia, che ha dato la sua vita per ognuno di noi, ha sparso il suo sangue sulla croce affinché noi fossimo, Signore, figli tuoi. E ti ringraziamo e ti benediciamo e vogliamo dire ognuno di noi: anima mia, benedici l'Eterno questa mattina. Benedici l'Eterno, non ti fissare, non ti preoccupare delle situazioni, perché Dio provvederà. Alleluia, è scritto nella sua parola: l'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Abbiamo un Dio grande, alleluia. Gloria a Gesù, alleluia. Grazie Spirito Santo per quello che hai preparato per noi oggi, Signore. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Ti lodiamo, Signore, ti benediciamo con tutto il cuore. Sei degno di essere adorato, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù.
Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò, perché tu solo degno sei. Rifugio sicuro, sempre in te troverò la vita mia, ciò che è in me, io l'ho dedicato a te. Gridiam di gioia, Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui grida santo è il tuo nome. Canto con gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore per me non basta l'eternità per amare te. Mio Gesù, Signore, Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò, perché tu solo degno sei. Rifugio sicuro, sempre in te troverò la vita mia, ciò che è in me, io l'ho dedicato a te. Gridiam di gioia, Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui grida santo è il tuo nome. Canto con gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore per me non basta l'eternità per amare, non basta l'eternità per amare, non basta l'eternità per amare te. Grazie Signore. Grazie Signore, stamattina vogliamo veramente gridare di gioia, Signore, perché noi sappiamo che Tu sei sempre vicino a noi, Tu ce l'hai promesso, sarai con noi tutti i giorni, Signore, fino alla fine dell'età presente. E noi vogliamo credere, Signore, che in ogni nostra situazione, in tutte le nostre vite, Signore, Tu sei vicino a noi. Quando siamo gioiosi, quando siamo tristi, quando siamo arrabbiati, Tu sei vicino a noi, Signore. Grazie che noi abbiamo la libertà questa mattina di gridare di gioia a Te. Sappiamo che ci sono luoghi dove gridare di gioia a Te significa morire, Signore, ma noi abbiamo questa libertà, vogliamo usarla questa mattina per lodarti, per benedirti, per innalzarti, Signore, perché questo non dipende dalle circostanze, dipende dal fatto che Tu sei Dio e sei degno di essere adorato. Grazie, grazie per questa mattina, Signore, che possiamo insieme gioire. E Ti ringraziamo nel nome di Gesù, oh Padre. Grazie, Signore.
Tu mi hai dato gioia e vero amore, ed io scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo, per adorarti, Signore. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed io scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo, per adorarti, Signore. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, La ragione per cui vivo, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo, per adorarti, Signore. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà,
la terra gioirà. C'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Il tempo in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Tutto sei per me. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Un applauso al Signore. A Dio la lode, a Dio la gloria. Alleluia. Gloria a Gesù. Accomodatevi. Gloria a Dio. Alleluia. È bello lodare il Signore, vero? Accomodatevi. È bello lodare il Signore, vero? Alleluia. C'è libertà quando lodiamo il Signore. Qualcosa si muove dentro di noi. C'è gioia. Alleluia. La nostra anima inizia a prendere veramente un cambiamento nella nostra vita, iniziamo a dimenticare i problemi. Nel lodare il Signore c'è veramente una grande liberazione, gloria a Dio. Ho imparato a lodare il Signore anche nelle difficoltà. Anima mia, benedici l'Eterno, dice il salmista, no? E dobbiamo benedire il Signore e lodare il Signore non soltanto quando le cose ci vanno bene, ma anche quando le cose vanno male, perché sappiamo che il Signore ha tutto sotto il suo controllo. Gloria a Dio. Sapete, la lode è uno stile di vita. Non è semplicemente quando veniamo in chiesa, ci mettiamo a cantare. Io da quando mi alzo al mattino, vado poi, quando lavoravo, adesso sono in pensione, ma tutto quello che faccio, la mia anima loda il Signore, il mio collega di lavoro, i miei vicini, le persone che sono intorno a me, devono vedere ciò che Dio ha fatto in me. Siete d'accordo? Il cristiano si deve distinguere dagli altri. Siete d'accordo oppure no? Noi viviamo in una regione dove il nome di Dio è bestemmiato, proprio in una maniera incredibile, no?
Ogni 4 parole c'è porco, 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 porco. Il cristiano che è vicino deve iniziare a lodare il Signore, deve dire gloria a Dio, gloria a Dio, amen. Perché dice, ma è un intercalare, sì, ma dà fastidio, dà molto fastidio. Noi invece lodiamo il Signore, lo ringraziamo il Signore, lo benediciamo il Signore per tutto quello che fa, amen. Egli si aspetta la nostra lode, egli dice, invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Non possiamo contraccambiare il Signore col nostro denaro. I miracoli sono gratuiti. Amen. E li fa uno soltanto i miracoli, il Signore. Amen. Gloria a Dio. Bene, questa mattina abbiamo il piacere di avere Daniel con noi e quindi sta iniziando a partecipare spesso quando anche il suo fisico glielo permette. Vero Daniel? Ma per noi è una gioia. Allora lui questa mattina vuole dirci qualcosa, vuole raccontarci qualcosa, mi ha detto, pastore, se mi permetti, io vorrei condividere qualcosa con la Chiesa. Perché no? Siete d'accordo? Vogliamo sentire ciò che Dio fa? Vuoi rimanere lì, Daniel? Vuoi che ti prenda una sedia e ti mettiamo qua? No, ma se posso rimanere qui. Rimani lì. Bene, pace a tutti. Allora, sì, in realtà non mi sono preparato niente, ho semplicemente chiesto al Signore, gli ho detto, guarda, io sento di dover dire qualcosa alla Chiesa, dopo quello che dovrò dire me lo dirai tu. Allora, sì, stiamo parlando di lode, di quanto è bello lodare il Signore, e così proprio adesso mi stavo chiedendo, ma io da quant'è che lodo il Signore, da quanto lo conosco? Ed effettivamente, pensandoci, io lo conosco da sempre, fino a quando ero bambino. Certo, magari essendo più piccolo uno non si rende conto che è il Signore che parla ed è presente. Però io, per esempio, mi ricordo di quando correvo in prati verdi e rimanevo affascinato dalla bellezza del creato. Ed ecco che lì c'era già il Signore, c'era già Dio con me. Poi crescendo, maturando anche, cambiando, conoscendo nuove persone anche, lì la presenza si faceva sempre più manifesta, sempre più presente, fino ad arrivare ad oggi in cui affermo, io ne sono sicuro che Dio è con me, che Dio guida i miei passi dal momento in cui mi alzo al momento in cui vado a letto. Non ci sono problemi, non ci sono ostacoli che mi possano separare da questa certezza. Si possono avere magari poche certezze nella vita, ma questa per me è quella sicuramente più importante e fondamentale. Io mi sento accompagnato, mi sento guidato. Riguardavo anche ieri le mie preghiere, le preghiere che io amo scrivere, per conto mio ho un diario spirituale, lì me le segno, e ho notato che sono 2 le parole, a parte la lode che non manca mai, ma sono 2 le parole che ripeto e vengono ripetute, sono luce e forza, ed è quello che io chiedo al Signore tutti i giorni. Luce perché mi guidi nel cammino, perché mi dica cos'è giusto fare e qual è la strada che devo intraprendere. E forza, non forza solo fisica, ma soprattutto la forza morale per poter testimoniarlo, per poter essere suo degno testimone qui nella terra. Perché quello che io spero sempre è che gli altri riescano a vedere Lui attraverso di me, attraverso i miei occhi, la mia bocca, attraverso il mio cuore, attraverso quello che io faccio. Quando sento che qualcuno è contento, mi ringrazia, mi dice bene, questo mi è piaciuto e tutto, io guardo idealmente, ma anche fisicamente, guardo al cielo e dico tutto questo è per te, perché tutto questo sei te che mi muovi, sei te che fai, sei te che agisci nella mia vita. Quindi io continuo a lodarlo e mai mi stancherò, mai mi fermerò, perché Dio è veramente presente nella mia vita. Amen. Poi l'ultima cosa, vorrei ringraziare tutti quanti per le tante preghiere che sono state fatte per me. Vi assicuro che sono tutte sentite, le ho sentite veramente dentro e sono state ascoltate assolutamente. Gloria a Dio, amen. I suoi alunni lo amano,
Lui insegna spagnolo e inglese a Bassano e è una testimonianza meravigliosa, malgrado la tua malattia. E ogni volta che scrivi qualcosa su quella, vedo che centinaia di persone scrivono e interagiscono. Forza Daniel, siamo con te. Amen. Ma la cosa meravigliosa è sapere che il Signore è con te. Amen. Gloria a Dio. Alleluia, vogliamo ringraziare il Signore. Che bello poterlo dare al Signore, non quando le cose ci vanno bene, ma anche quando stiamo in una situazione dove non abbiamo le forze. Lodare il Signore, benedire il Signore, ringraziare il Signore, perché oggi mi sono alzato in piedi. Diamo tutto per scontato, nulla è per scontato. Ieri sono andato a trovare, come sapete ci è arrivato il messaggio sul gruppo della Chiesa che Roberto aveva avuto un ictus sera, quindi sono andato in ospedale. E ogni volta, non so voi, ma ogni volta che andiamo in ospedale e poi usciamo diciamo Signore grazie. Siete d'accordo? Sono andato in quella sala intensiva e c'erano tutti questi macchinari, no? Che basta un attimo che quella cosa lì si ferma, è un attimo, la nostra vita non c'è più, svanisce. E il bello è che dentro all'ospedale sono tutti amici. Si fanno le amicizie, non si guardano il tuo tenore di vita, niente. Siamo amici, si parla addirittura dopo quanto tempo rimani, ci si saluta. Un po' diventi anche medico, se stai come me per diverso tempo in ospedale, quindi diventi anche medico, sai già l'intervento, come finirà, cosa farà, quando che deve finire. Quasi quasi vuoi tu dire all'altro paziente vedrai che succederà questo, questa, quindi divento amico e cose. A volte dovremmo vivere in una situazione ospedaliera. Ma sapete che la Chiesa è un ospedale? Sapete? Che bella. Sapete che la Chiesa è un ospedale? Qui si dovrebbe vivere che tutti quanti noi ci conosciamo e dovremmo dire all'altro coraggio, non ti preoccupare perché ne uscirai guarito. Lo ripeto. La Chiesa è un ospedale. Quando tu vieni infermo dovresti dire all'altro che hai esperienza, che magari sei pronto per uscire perché sei guarito, dovresti dire all'altro anch'io ho avuto lo stesso intervento. Però ne sono uscito guarito, guardami, guardami. Vi ricordate Pietro cosa disse a quel paralitico davanti alla porta? Guarda noi, guardami, guarda noi. E quel paralitico lo guardò. Che cosa doveva guardare? Doveva guardare un uomo che aveva rinnegato il Signore, che aveva detto non lo conosco, che era stato 3 anni con lui. Ma il Signore lo perdonò, perché lo amava. Perché la misericordia di Dio non è paragonabile alla misericordia dell'uomo. E qui ci vuole un grande amen. Un grande amen. Bene, allora adesso vi devo dire alcune cose e poi passiamo alla parola di Dio. Allora, i soliti nostri incontri, il martedì sera nelle famiglie e al giovedì abbiamo lo studio biblico qui in chiesa alle 20:30. Poi volevo dirvi che è aperta l'iscrizione per il corso biblico la domenica mattina. Al momento io ho preso 20 manuali, ok? Quindi dall'11 iniziamo con il fratello Palmiro, porterà, inizia alle 9:30 del mattino e finisce alle 10:15 perché poi alle 10:30 abbiamo il culto. L'entrata lì sarà chiuso perché non potete entrare perché lo studio si tiene nella sala qui. Quindi si fa il giro intorno qui e si entra per quella porta dietro e si entra nella sala occulto per chi arriva prima. Per quelli che fanno la scuola biblica, cioè il corso biblico la domenica mattina, se volete potete arrivare un po' in anticipo, la colazione la facciamo qui. Andiamo in cucina, quindi non fare la colazione a casa perché perdi tempo, magari ti cade il latte addosso e quindi non puoi uscire più, ma vieni qui e facciamo la colazione in cucina. Ti aspetterà un cornetto, un cappuccino, quello che vuoi, un caffè, facciamo lì la mattina e ci prepariamo per poi andare alla scuola biblica. Ho avuto una bella idea? Scusate, la Chiesa non è una famiglia? Siamo qui insieme. Bene, allora vedete ci sono anche le tematiche che vengono fatti gli studi, quindi al momento ci sono 8 iscritti, mi sembra, 7-8 iscritti. Quindi aspettiamo iscrizioni.
va bene? Questo ti, come dire, ti aiuta anche sul fatto che se al giovedì non puoi venire perché è un giorno in più, devi partire, magari sei distante, la domenica mattina invece c'è questa possibilità. Ho avuto una bella illuminazione, no? Insomma, ok. Vogliamo dare il benvenuto a quanti sono per le prime volte in mezzo a noi. Dio vi benedica, sentitevi a casa, sentitevi nella casa del Signore soprattutto, ma in mezzo a noi come famiglia. Vi diamo il benvenuto. C'è il libretto, che questo mi ero dimenticato di dirlo più volte, per diventare membro di questa chiesa. Vi prendete questo libricino, lo leggete, vedete se è la visione del pastore, vedete se è quello che Dio ha dato al mio cuore per come visione, manuale. E poi alla fine c'è scritto in fondo: desidero diventare membro di chiesa, se sei battezzato o non sei battezzato. Fra l'altro a marzo, a Dio piacendo, avremo i battesimi. Quindi per febbraio coloro che desiderano battezzarsi vengono da me e facciamo il corso battesimale, cioè facciamo il corso per i battesimi nel mese di febbraio. Bastano 2, 3 corsi, 4, vediamo, comunque avremo ogni domenica poi il corso battesimale, va bene? Poi volevo ricordarvi anche il Kosovo, la raccolta, perché fine settimana verranno. Quindi se avete roba da mandare in Kosovo, se avete della roba che magari vi togliete da casa, magari sistemato, lavato, pulito, dentro o nelle buste o un bello scatolone chiuso, lo portate qui, perché poi venerdì vengo qui in camion e parte per il Kosovo e abbiamo lì delle chiese in modo che possiamo dare ai fratelli che non hanno nulla, possiamo dare qualcosa a loro, va bene? E volevo anche dirvi che per i concerti che abbiamo fatto, sapete che alla fine abbiamo chiesto un'offerta per Porte Aperte. Ecco, abbiamo raccolto 1.000 euro per i concerti che abbiamo fatto e li manderemo a Porte Aperte. Porte Aperte è la chiesa perseguitata, i nostri fratelli perseguitati, faremo un bonifico e vogliamo ringraziare il Signore anche per questo, che possiamo mandare un'offerta a Porte Aperte. Un'altra cosa, è l'ultima che vi dico, i fratelli hanno avuto la brillante idea delle chiese Elim di cui noi facciamo parte, di tutte le chiese Elim Italia, hanno avuto la brillante idea di mettere a me come predicatore ufficiale del campeggio che si terrà a Roccella Ionico dal 25 di agosto al 31 di agosto. Sarà per le famiglie. Il costo è di 220 euro per tutta la settimana, pensione completa, quindi pensate, stiamo sul mare, bellissima Roccella Ionica, per coloro che sono calabresi sanno di quello che siamo proprio sulla spiaggia, quindi terremo il campeggio, faremo lì, io sarò il predicatore ufficiale, ma con me c'è poi Giuseppe Scarallo che è il direttore del campeggio. Io avrei bisogno di sapere se ci sono persone che vogliono venire con me, magari che andiamo in macchina, facciamo un viaggio dal 25 di agosto al 31 di agosto. Mi farebbe tanto piacere, così non scendo da solo per andare al campeggio, va bene? 220 euro. Poi per chi porta i bambini, per portare le cose, verrà messa una locandina per dirvi da 0 a 3 anni non pagano nulla, magari poi dall'altro pagheranno il 20%, il 30%, comunque diciamo che la spesa non è così eccessiva. Poi se stiamo in macchina che partiamo ci dividiamo anche la spesa del viaggio, andata e ritorno per quello che ha l'auto, va bene? Quindi l'ultima cosa però verrà messo in bacheca. Bene fratelli, non devo dire altro, no? Ok, gloria a Gesù. Preghiamo per i fratelli che sono assenti, c'è questa influenza che porta una febbre pazzesca, una febbre proprio da cavallo, sta prendendo. Comunque ringraziamo il Signore che siamo qui questa mattina. Rivolgiamoci alla parola di Dio, così come la troviamo scritta in Seconda Re, leggeremo nel capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 7. Secondo il libro dei Re, capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 7. Gloria a Dio. Voglio domandarvi, quanti hanno una Bibbia? Che bello. La portate in chiesa? Grazie per quelli, la vedo, quelli che vedo. E per gli altri che non la portate, perché? Cellulare, cioè adesso smartphone, cellulare,
hanno un po' di tutto, anzi fanno anche prima prendere, è vero, adesso c'è dappertutto la Bibbia. Però che cosa voglio dirvi su questo? È vero, noi lo proiettiamo pure qua dietro, però sapete che io posso far dire alla Bibbia quello che voglio. Se tu non segui e leggi con me, io posso dire delle cose e tu non te ne accorgi neppure. E invece se sei attento alla lettura, tu fai attenzione a quello che il pastore sta dicendo. Sapete che manipolare la parola di Dio è grave? È molto grave. Guai, dice la scrittura, a chi aggiunge qualcosa, anche una virgola soltanto. Voi sapete che i punti e le virgole cambiano completamente il verso o il significato. Abbiamo sperimentato. Io posso mettere una virgola e cambia completamente il significato subito dopo. Siccome che noi parliamo da parte di Dio, o almeno così dovrebbe essere, chi predica sta predicando quello che il Signore gli ha rivelato nel cuore e dobbiamo fare attenzione. Perché? Perché tocchiamo le coscienze delle persone. E le coscienze delle persone hanno un costo enorme, perché Gesù ha pagato per la tua anima. Un prezzo altissimo. Ha pagato per te. Quindi quando noi indottriniamo le persone in maniera sbagliata, non stiamo facendo la volontà di Dio. Noi dobbiamo predicare Cristo, dobbiamo predicare la parola di Dio e dobbiamo fare attenzione. È vero che ci sono tante traduzioni, è vero che magari qualche verso cambia rispetto a un altro, ma il significato è sempre quello. Però lo dobbiamo seguire. Io quando vado in chiesa, anche quando vado a qualche altra parte, che vado ad ascoltare i messaggi, mi porto un piccolo quadernetto vicino e mi segno gli appunti. Poi vado a casa e mi ripasso quello che il pastore ha predicato, quello che il predicatore ha predicato, perché mi ravviva ancora di più e mi allarga ancora di più la conoscenza della parola di Dio. Sapete la parola di Dio cosa dice? Sì, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. È terribile, per mancanza di conoscenza. Noi più abbiamo la conoscenza della parola di Dio e più siamo messi dentro al terreno con le radici in profondità. Perché guardate, noi stiamo vivendo in un periodo veramente che non abbiamo mai vissuto prima. Io ho 65 anni, non mi sono mai ricordato le cose che sto vivendo adesso e quello che sentiamo adesso. È qualcosa di incredibile, femminicidi, uccisione, situazione, abbiamo passato pandemia, abbiamo passato cose che non abbiamo mai pensato, mai vissuto una situazione del genere, almeno hanno passato la guerra, i nostri genitori hanno vissuto, ma quello che noi viviamo oggi, quello che sentiamo oggi, giovedì durante l'incontro, ho trattato l'intelligenza artificiale. Sta avanzando, sta andando avanti. Noi vogliamo ringraziare il Signore per il progresso, ma facciamo attenzione a questa intelligenza artificiale, che cosa farà in negativo. E noi dobbiamo avere gli occhi aperti, perché siamo figli di Dio. I nostri figli viaggiano nell'era tecnologica. Noi corravamo dietro a una palla di carta. Oggi loro viaggiano nel mondo. In un attimo sono all'altra estremità della terra. E questa qui viene trascurata, ma questa è l'unica guida per l'uomo. È l'unica guida essenziale per l'uomo. Questa è una luce sul mio cammino, è una lampada sul mio cammino. Sulla tua parola, Signore, tu mi hai fatto sperare. E questa mattina voglio parlarvi di qualcosa che il Signore mi ha dato proprio ieri. Di solito io il venerdì ti mando il messaggio, vero? E mi aspettavo che tu mi dicessi, pastore, ma che sta succedendo? Non mi arriva ancora il titolo. È perché ci sono state tante cose. Non avevo ancora il titolo. Ma voglio ringraziare il Signore. Leggiamo la parola di Dio. I discepoli, avete preso tutti? I discepoli dei profeti dissero ad Eliseo: ecco, il luogo nel quale noi abbiamo con te è troppo piccolo per noi. Lasciaci andare fino al Giordano, là ciascuno di noi prenderà una trave e là ci faremo un luogo per abitarvi. Eliseo rispose: andate. Uno di loro disse: ti prego, degnati di venire con noi, tuoi servi. Egli rispose: verrò. Così andò con loro. Giunti al Giordano,
si mise a tagliare alcuni alberi. Mentre uno abbatteva un tronco, il ferro della scura gli cadde nell'acqua. Egli si mise quindi a gridare e disse: «Oh, Signor mio, questo l'avevo preso in prestito». L'uomo di Dio gli domandò: «Dove è caduto?» Egli indicò il luogo e il posto. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel punto e fece venire a galla il ferro. Poi disse: «Prendilo». Così egli stese la mano e lo prese. Chiudiamo un attimo i nostri occhi e incaniamo il capo. Padre, noi ti ringraziamo per la tua preziosa parola, ma senza la guida dello Spirito Santo noi non possiamo interpretarla. Non ci viene realizzata, perché questo non è un libro comune, questa è la tua parola. E solo attraverso il tuo Santo Spirito, Signore, tu puoi parlare al nostro cuore, puoi darci intelligenza. Qui non si tratta di avere un corso di teologia, qui si tratta di una rivelazione dello Spirito Santo. E noi ti ringraziamo, Signore, perché sappiamo certi che questa mattina usciremo da questo luogo perché tu hai parlato ad ognuno di noi, hai parlato al nostro cuore. Forse in modo particolare a qualcuno che sta vivendo un momento particolare. Signore, tu sai come parlare ai cuori. È per questo che ti chiedo, Signore, parla ad ognuno di noi. Usati della mia lingua, della mia mente, del mio cuore, Signore, per far sì che io possa essere uno strumento questa mattina nelle tue mani. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Elia, quello che lo ha preceduto, era una prefigura del Battista. Era una prefigura del Giovanni Battista, che poi sarebbe stato prima di Gesù. Eliseo, invece, è una prefigura di Cristo. Proprio mentre stavano lavorando, e stavano lavorando per cosa? Non per le cose proprie, non si stavano facendo il loro appartamento, non stavano facendo qualcosa di proprio, stavano lavorando per l'opera di Dio. Avevano il desiderio di allargare, perché non ci stiamo più qui, la scuola dei profeti. Allora c'era la scuola dei profeti. Anche oggi ho visto che ci sono i profeti, tra virgolette, no? E vogliono insegnare agli altri come profetare. È una sciocchezza. La più grossa stupidaggine che possa esistere. Lo dico pubblicamente, lo dico online, a tutti questi pseudo profeti che si pensano di imparare agli altri. La profezia è un dono che viene da parte di Dio. È Dio che rivela. Tu non puoi insegnare la profezia. Non è qualcosa, ti insegno a guidare l'auto. No. La profezia è una rivelazione che viene dall'alto. E Dio sceglie. Perché nella Chiesa del Signore ci sono 5 ministeri. Pastore, evangelista, profeta, dottore, apostolo. 5 ministeri. E questi 5 ministeri devono collaborare insieme. E il profeta è quello che riceve una parola da parte del Signore, il Signore dice fate così, il Signore dice facciamo così, andiamo lì, facciamo questo, e aiuta il pastore. E ci sono ministeri, doni profetici, io ne ho avuto, come vi dicevo domenica scorsa, il fratello che è venuto a profetizzare sulla mia vita ha profetizzato tutto, e tutto si è avverato. Ci sono degli uomini umili, servi di Dio, in umiltà si nascondono. C'era un uomo, un servo di Dio che ho conosciuto, che lui portava un cappellino, io le orecchie, con la borsetta così, non gli davi 2 soldi, dice, ma quando ti metteva la mano addosso e Dio lo ungeva con il suo Santo Spirito, tremavi, perché c'era un'unzione straordinaria sulla sua vita e Dio gli rivelava le cose più intime della tua vita, più strette. Tu hai detto al Signore così, ma Lui ti dice questo, e tu piangevi, perché era una risposta da parte di Dio. Ci sono una scuola dei profeti. Noi oggi abbiamo le scuole bibliche, è importante il corso biblico, è importante la formazione. Noi domenica faremo un corso, l'11 inizieremo un corso biblico, perché il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Noi abbiamo bisogno di conoscere la parola di Dio. Voglio ricordarvi che il diavolo viene vinto con la parola, non con quello che tu dici, con quello che la parola di Dio dice. Quando il diavolo tentò Gesù, Gesù rispondeva, è scritto.
È scritto, ed era lui la parola fatta carne, era lui, era venuto. E diceva, è scritto, e lui ha vinto con la parola. Noi possiamo vincere il nostro nemico con la parola, perché se lui ti dice non sei un figlio di Dio, tu dici no, io sono un figlio di Dio, perché la parola di Dio lo dice. Quando ci sono le cause, quando un avvocato affronta la causa, c'è un avvocato qua in mezzo? No, non c'è. Allora, quando affronta una causa, sapete in base a cosa l'affronta lui la causa? Sulla legge che è stata fatta, sulle sentenze di legge. Lui non può inventarsi le cose. Lui va lì, studia la legge, prende il codice di diritto penale e dice, c'è la legge che dice così. Quando va davanti al giudice dice, questo non l'ho fatto io, hanno fatto i ministri, loro che hanno stabilito questo. E quindi tu questa persona lo devi liberare perché così dice e si appella a quella legge. Noi ci appelliamo alla parola di Dio. Gesù lo ha detto, io sono un figlio di Dio perché lui ha sparso il suo sangue per me, mi ha lavato, sono diventato un suo figliolo, ma non perché faccio parte della Chiesa evangelica. Non è la denominazione, non è l'appartenenza ad una chiesa, ma perché io ho sperimentato Cristo nella mia vita, ho fatto di Lui il mio Signore, ho preso il suo sangue, l'ho messo su di me e ho detto Signore lavami. E sono diventato un figlio di Dio. La scuola dei profeti. Proprio mentre stava lavorando per l'avanzamento del regno di Dio accadono gli imprevisti, cose spiacevoli e problemi. Il compito del nostro avversario che noi abbiamo è proprio quello di fermarti quando tu stai lavorando per l'opera di Dio. Se non fai niente, lui che ti deve fermare? Non fai niente e ti deve fermare a fare. Se invece inizi a prendere posizione e tu inizi a dire Signore voglio fare questo per te, sta sicuro che ti arriveranno problemi. Sto dicendo sciocchezze? Ah, che bello! Quindi non sono da solo. Quanti hanno fatto il battesimo qui? Alzate la mano, quali sono battezzati? Da adulti, Quando hai deciso di fare il battesimo, mi puoi dire in quella settimana cosa ti è successo? Si è scatenato l'inferno. Ma perché prima no? Perché prima no? Perché sto prendendo una posizione nello spirito. Perché noi non battezziamo i bambini? Perché il bambino non può prendere una decisione. Il bambino non decide. È l'adulto che decide. E tanti preti si stanno svegliando da questo, solo che stanno uscendo fuori dalla Chiesa Cattolica. Perché? Perché un Papa ha dichiarato che questa è la nostra dottrina. Se per te va bene, bene, se non va bene, lì c'è la porta. Ma tanti dicono, ma se dice che io devo predicare il Vangelo, chi avrà creduto? Il bambino come fa a credere? Come fa a sperimentare Cristo, la morte di Cristo sulla croce, il sacrificio, tutte queste cose? Per quale ragione devo battere? Perché un Papa si è svegliato la mattina e ha detto, ma se i bambini muoiono, dove vanno? Dove vanno? Vanno in cielo. Dove che vanno? Se non c'è ancora peccato nella sua vita. Gesù disse, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, perché di loro è il regno dei cieli. E se non diventate come questi piccoli fanciulli, voi in cielo, non fece così, lo faccio io. Lui userà tutte le strategie per fermarci. Più ci impegniamo per servirlo e lui più si scaglia. Lui stava tagliando io mi immagino la scena, e c'avevano questa ascia, quindi tagliava, a un certo punto la parte dell'ascia vola e doveva finire nel Giordano. La cosa importante, apro una parentesi e la chiudo. Avete notato cosa dicono loro ad Eliseo prima di partire? Noi andremo, ma vieni anche tu con noi. Ed è quello che noi dobbiamo fare sempre. Tutto quello che noi facciamo, anche se stiamo lavorando per l'opera di Dio, anche quando siamo usciti per cantare con la corale, siamo usciti, bellissimo domenica, no? Quanti possono testimoniare di domenica? 280 persone eravamo dentro qui. Cioè era strapiena, ma dovunque siamo andati. Però cosa abbiamo detto al Signore?
abbiamo detto, Signore, noi andremo se tu sarai con noi. Perché devono vedere te, non noi. E allora dicono, se tu vieni con noi, vieni anche tu con noi. Ed è quello che noi dobbiamo chiedere ogni giorno. Vado al lavoro, Signore, vieni con me. Vado a fare una cosa, Signore, vieni con me. Tutto quello che io faccio, Signore, sii con me questa mattina. Affinché io possa testimoniare di te, affinché gli altri possano vedere una luce sulla mia vita, che sono diverso da chi non ti conosce. Non vogliamo giudicare gli altri, ma vogliamo che gli altri possano vedere qualcosa che non hanno. Questo è quello che ha attirato. La prima volta che mio papà entrò in una chiesa evangelica, disse, sembravano tutti uguali. Avevano tutti quanti la stessa faccia. Io guardavo, avevano un volto sorridente, raggiante. Dice, ma questi hanno qualcosa che noi non abbiamo. Disse a mia madre, Lucia, cioè io non lo so, ma vediamo quanto si paga per iscriverci qua, perché io mi voglio iscrivere qui. Si voleva iscrivere in una chiesa. Perché lui vedeva delle cose, eppure mio papà ha servito le messe per tanti anni, era un cattolico fervente. Ma quando è andato in una chiesa ha visto la gioia, ha visto lodare il Signore, ha sentito quell'atmosfera completamente diversa di una messa recitata, ma di una lode al Signore. Ha detto, qui c'è qualcosa. E allora lo Spirito Santo sa parlare ai cuori. Siete d'accordo? Gloria a Dio che sono nati in una famiglia convertita, 9 di noi. Dio piano piano, adesso mancano 2 all'appello. 7 siamo salvati, mancano 2. Ma il Signore sa, 7-2. Prima eravamo 2-7. Adesso stiamo vincendo 7-2. Wow! E la partita non è finita. Gloria a Dio. È importante. Mosè diceva, Signore, se tu non sei con noi non ci muoveremo. Se la nuvola, vi ricordate la nuvola dello Spirito Santo? Si alzava, partiva, loro vedevano una nuvola e partivano. Se la nuvola non è con te, noi non ci muoveremo da qui. È importante sapere che Dio è con noi in tutto quello che facciamo. Perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? È importante. Ora lui dice, quando gli scappa quest'ascia, l'ho avuto in prestito. Me l'hanno dato in prestito. Ora io voglio fare un'osservazione su questo, perché lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore. E ho sentito diverse predicazioni, ognuno ha usato quello che lo Spirito Santo in quel momento gli dava riguardo a questo prestito. Io voglio dirvi ciò che il Signore ha detto a me, in modo particolare. Ho predicato già su questo argomento diverse volte, ma non mi ero mai soffermato su questo. Ma è bello lo Spirito Santo perché lo Spirito Santo è acqua fresca. Tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto in prestito. Tutto. Tutto quello che tu fai nella tua vita l'hai avuto in prestito. I talenti sono in prestito. Vi ricordate la parabola che Gesù dice a chi ha dato 5 talenti, a chi ne ha dato 3 e chi ne ha dato 1? Quando tornerò mi farete vedere quello che è fruttato, di quello che vi ho prestato. Stamattina voglio dirti un'altra cosa, lo sai che i tuoi figli sono in prestito, che non sono tuoi, e lui se li può prendere quando vuole. I miei figli, la mia casa, la mia macchina, il mio lavoro, me lo sono fatto col mio sudore. Oh. Stolto, questa stessa notte tu mi darai conto dell'anima tua. C'era un uomo che vedeva sta gallina passeggiare nel suo... e lui pensava, con la governante, quella gallina là, non so se farla al forno o la facciamo ai ferri, o la facciamo in umido. Lui si rifletteva come fare quella gallina, intanto sguazzava per tutta la cortina, andava in casa. Dopo 2 giorni, mentre lui pensava, quell'uomo morì e la gallina continuava a sguazzare.
Se la gallina avesse potuto comprendere e capire quello che lui stava dicendo, forse si girava e diceva, cosa? Tutto quello che noi abbiamo avuto, l'abbiamo avuto in prestito. La tua vita è in prestito. La tua stessa vita appartiene al Signore. Non lo dico io, lo dice la sua parola. Nel Salmo dice al Signore, il Salmo 24, al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Tutto appartiene al Signore. E tutto quello che il Signore ci dà non c'è dovuto, è una grazia che l'abbiamo. Allora quando noi viviamo su questo, comprendiamo e capiamo questo, la nostra vita inizia a prendere delle pieghe diverse. Perché capiamo che la compagna che hai vicino non è tua, ma è del Signore. E te l'ha dato perché tu ne possa godere. Non è mia, non è più mia, non è di nessuno, e gli tolgo la vita. I figli sono miei. Se tu non vuoi stare più con me, io ti uccido a te e ai figli. Sto dicendo sciocchezze? Quando entra Gesù nella nostra vita, tutto cambia. Quanti lo possono dire? Tutto cambia. Iniziamo a vedere le cose, prima diceva Cristina, lo diceva nella preghiera, no? Cioè, iniziare a vedere le piccole cose, a vedere le cose meravigliose. Sapete, quando io vado, a volte c'è un centro di tossicodipendenza che noi abbiamo, no? Ci sono i ragazzi che quando si drogano sono proprio fuori, non capiscono niente, no? Eppure hanno fatto, non hanno mai apprezzato le cose belle, eppure adesso loro li mettono a lavorare per comprendere anche la natura stessa, no? Quindi loro coltivano le cose. E allora piantano le pianticelle e poi vanno lì a annaffiare, perché li mettono a lavorare. O sono a lavorare con gli animali, con e loro iniziano a godere della realtà della natura, che è meravigliosa. Che pianti una cosa dal nulla e Dio la fa crescere. E tu vai lì a annaffiare e vedi questa cosa che tu hai creato. E loro dicono, ma io prima gli passavo coi piedi di sopra, neanche riflettevo. Ma quando il Signore entra nella tua vita, inizia a farti comprendere il valore della vita, il valore della tua vita. Tu hai un valore eterno, il tuo valore è inestimabile. Tu pensa che tu sei unico, nessuno è più uguale a te. La tua pupilla degli occhi è tua, non ce n'è un'altra uguale. Le tue impronte digitali sono tue, non ce ne sono altre. Dio ti ha creato in maniera stupenda, meravigliosa, perfetto. Tu sei unico, sei unica. Ed è bello quando Davide realizza questo nella sua vita. Io sono stato fatto in modo meraviglioso. Come sono grandi le tue opere, perché io non ero ancora formato nel seno di mia madre. E tu, Signore, già mi conoscevi, hai formato ogni cosa nella mia vita. Guardate che meraviglia quella piccolina, la guardiamo. Io guardo gli occhi, vedo questa creatura piccolina. Quando vado il più bel reparto dell'ospedale qual è? La maternità, il nido. È bellissimo, a volte lascio e dico, un attimo devo andare, vai a vedere, vedi queste manine, piccole unghie, tutto perfetto, meraviglioso, stupendo, è l'opera di Dio. Meraviglioso, e dove nasce? Dentro un grembo di una donna. Pazzesco. E perché il diavolo ce l'ha con la donna? Perché l'ha affrontato già nel giardino dell'Eden. Dio gli ha dato un dono meraviglioso alla donna, la maternità, essere mamma. E noi diciamo sempre, di mamma ce n'è una. E cosa diciamo? La mamma è buona per 100 figli, ma non 100 figli per una mamma. La mamma, se i suoi figli o il figlio sta in mezzo agli altri e grida mamma, la mamma sa chi ha gridato. Il padre, Noi abbiamo 2 neuroni. La mamma vede le cose da lontano, le sente, le avverte, le percepisce.
E quante volte io vorrei che si sbagliano, invece hanno ragione. Hanno un senso innato dentro di loro. E il diavolo cosa vuole distruggere? La donna. La Chiesa cos'è? Maschile o femminile? Che cos'è? Non è forse la sposa di Cristo? Lui verrà a prendere la sua sposa. E cos'è che attacca lui? Attacca la Chiesa. L'ho avuto in prestito. Il denaro. Tutto quello che io ho, che Dio mi ha dato, anche di avere dei beni, delle facoltà che posso permettermi, io devo ringraziare il Signore. Perché tutto quello che Lui mi dà è suo. E il Signore che cosa mi dice? Mi dice di essere generoso, di essere gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quello che voi seminerete, quello raccoglierete. Quindi Dio ci chiama a preoccuparci delle persone. Un cuore generoso sarà sempre benedetto da Dio, perché non guarda a se stesso, non è avarizia, ma è essere generoso. La parola di Dio dice che è meglio il dare che il ricevere, il dare alle persone. Prima Corinzi capitolo 4 versetto 7 dice: che cosa infatti ti rende diverso? Cosa che tu non l'abbia ricevuto. E se tu l'hai ricevuto, perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? Cioè, quello che io ho avuto me l'ha dato il Signore. È suo. E sapete che il Signore può soffiarci sopra da un momento all'altro e non c'è più nulla? Avete visto quante volte noi vediamo quelle alluvioni, quelle cose che hanno spazzato via case intere, persone che hanno lavorato una vita? Non c'è più niente. La vita è come un fiore del campo, il quale se un vento gli passa sopra, ei non è più. E dove era? Non ci si ricorda più. Se noi vivessimo con questa attitudine nel nostro cuore, sapendo che Dio interviene ad ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria, poter donare per l'opera di Dio è una grande benedizione. Dio si prende cura di noi. Come ha fatto a venire a galla un pezzo di ferro? Contro ogni logica. Non esiste nessuna logica della natura che un pezzo di ferro, se tu getti un pezzo di legno sopra, il pezzo di ferro torna a galla. Siete d'accordo o no? È pazzesco. Come ha fatto a venire a galla un pezzo di ferro? Non è possibile. Contro ogni logica. Ci sono cose impossibili da far tornare in vita nella tua vita. Guarda cosa ti sto dicendo. Ci sono cose che noi pensiamo che abbiamo perso del tutto. È un ferro, è andato in fondo lì e non lo prenderò più perché non lo riuscirò più a trovare. C'è una situazione nella tua vita che pensi che non possa più tornare perché è persa, l'hai data per morta. Soltanto un pezzo di legno, cioè la croce di Cristo, può far tornare a galla quello che tu pensi di aver perso. Un pezzo di legno, un piccolo pezzo di legno, cose che hai dato per perse in fondo al mare non potranno mai più tornare a galla. Gesù disse in Matteo capitolo 19 versetto 26: per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Due miei amici, nati, cresciuti nella fede, come me, avevano preso una strada sbagliata nella loro adolescenza, un po' più grande dell'adolescenza, nelle zone nostre di Napoli, in zone particolari, sono stati presi dalla droga. Tutti e due fratelli. Erano tossicomani. La madre mi disse:
Sai, quando andai lì a trovare, tu sei diventato un pastore, tu sei un predicatore, gloria a Dio. Sai che Giovanni e Pietro, nati nella fede, cresciuti nella fede, abbiamo insegnato, sono caduti nella droga, nella tossicodipendenza. Prega il Signore, per me sono già morti. Sono già morti. Io un giorno aspetto solo che mi chiamano e mi dicono: sono lì morti. Il ferro, in fondo. Ma la croce di Cristo. Ma la croce di Cristo. Ancora oggi Gesù dice: venite a me voi tutti che siete travagliati ed afflitti, che io vi darò riposo alle anime vostre. Lui ancora lì è risorto e dice: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati. Non dare nulla per morto, non dare nulla per perso. Perché tutto è possibile. E allora abbiamo pregato. Sono venuto qua su a pregare per loro. E una sera tardi mi arriva una telefonata, non posso mai dimenticare, era lei che piangeva, anch'io ho detto avrà avuto una notizia terribile. E invece poi lei nel pianto gridava: non sai cosa è successo, fratello Gianni, non sai cosa è successo. Cosa è successo? Spiegami, dimmi cosa è successo. Loro erano in un pub che a Napoli è in questo posto, ci sono tanti, ma in questo posto, sapete che Napoli sotto è tutta vuota? In un pub si scendevano 144 scalini sotto e ci sono tutti questi dove là si spaccia, Mentre stavano seduti uno vicino all'altro e l'altro diceva a suo fratello: ma che fine abbiamo fatto? Erano in astinenza, stavano malissimo e l'uno ha gridato all'altro e ha detto: ti ricordi quando andavamo in chiesa? E l'altro: sì che mi ricordo quando andavamo in chiesa. Ti ricordi quel cantico che cantavamo insieme? Quale cantico? E lui dice: quel cantico che lo suonavamo pure, perché loro suonavano il violino, perché noi in chiesa, da bambini in chiesa, c'era la lezione per i ragazzi per insegnare uno strumento, e loro avevano scelto il violino. Quel cantico che diceva: così qual sono, misero e ingrato, vengo a quel sangue da te versato, sotto di esso, mio Signore, lava il mio cuore, pietà di me. Mentre stavano ripetendo queste parole, mentre loro stavano dicendo questo, lo Spirito Santo è sceso sotto 144 scalini e l'ha riempiti della sua presenza. E hanno iniziato a parlare in lingue dello Spirito. E gli altri dicevano: ma che droga hanno preso questi? Sotto quale effetto sono? Non c'è posto dove Dio non può raggiungere. Non c'è posto al mondo, Signore, se salgo in cielo, ecco di qui, se vado nel soggiorno dei morti, anche lì ci sei tu, Signore. In qualunque posto Dio può raggiungere, non smettere mai di pregare, non smettere mai di avere fiducia in Dio, perché quando meno te l'aspetti, il Signore te lo porta a casa. Dio te lo porta. Ci sono persone che nel periodo della loro vita, per una cosa, per un'altra, si sono allontanati dalla fede. Ci sono state delle situazioni, ma io posso dirti che il Signore non ha mai tolto lo sguardo dalla tua vita. Non ti ha mai lasciato, il suo sguardo è stato sempre su di te, perché Lui è un Padre meraviglioso che non ti lascia e non ti abbandona. E se non ti è successo qualcosa di peggio, è perché il Signore ha messo i Suoi angeli intorno a te. Figlia mia, figlio mio, quando noi sentiamo queste parole da Gesù, sono mai stato chiamato da mio padre figlio, mai il mio nome, sempre come si dice qua, boccia. Volevo sentire mio papà. L'altro ieri Lisa mi dice: ho trovato le lettere di tuo papà, che ci siamo scritti. Io ero già qua su. Le vuoi leggere? O ti metti a piangere? Portamene una, invece me le ha portate tutte. E Deborah le ha lette. Figlio mio, mi ha detto. Figlio mio.
Non l'avevo mai sentito in 24 anni. Mio padre è nato e cresciuto in un orfanatrofio, pur avendo i genitori, mamma e papà. Lui era gemello e non lo sapeva neppure. Quando è uscito all'età di 18 anni si è visto suo fratello come si guardava nello specchio, era uguale. Non lo sapeva neppure di avere un gemello. Pensate, che sofferenza. Quindi c'era questa situazione che lui aveva vissuto, ma ha avuto un grande papà. Amore. Quello che voglio dirti questa mattina da parte del Signore. Tu non sei qui per caso. Dio ti ha voluto qui questa mattina. E Lui vuole dirti che Lui conosce ogni cosa di te e della tua vita. Conosce tutto. Conosce il tuo passato, conosce il tuo presente e conosce il tuo futuro. Noi non conosciamo il nostro futuro. Però voglio dirti questo, non scoraggiarti, perché il titolo del messaggio che ho dato, cos'era? Proprio non ci scoraggiamo. Perché quello che noi pensiamo di aver perso, il Signore ce lo porterà. Quello che tu pensi che non c'è più speranza, che non c'è più modo di poter avere un rapporto, Dio te lo porterà, perché il Signore sa come portare. Questa mattina facevo una considerazione mentre venivo qui. Gesù aveva detto ai Suoi discepoli di non dipartire da Gerusalemme, di rimanere in Gerusalemme quando prima di ascendere al cielo, ve lo ricordate? Non ve ne dipartite da Gerusalemme, ma rimanete lì fin quando non siete stati rivestiti dall'alto. Queste fu le parole di Gesù. I 2 discepoli sulla via di Emmaus non l'hanno ascoltato, sono andati via. Succede nella vita che prendi un'altra strada e cammini ad andare lontano da quello che il Signore ti ha detto. Stai andando lontano. Ma Gesù sapete cosa ha fatto? Gli è andato incontro. È risorto, gli è andato incontro a loro, che non lo hanno riconosciuto. E gli dicono, solo tu non sai di quello che è avvenuto in Gerusalemme, cioè Gesù, un grande profeta. Gesù non era un grande profeta, Gesù era Dio. Solo tu non sai quello che è avvenuto. E Gesù faceva finta di dire, ma cosa? E poi inizia a parlare al loro cuore, partendo dalla Genesi, dalle scritture, dice. E poi dice, fermati con noi, perché si fa tardi, è pericoloso andare fuori, è pericoloso, avevano una paura di tornare, è sera, è tardi. E Gesù si ferma con loro, ma nel fermarsi con loro cosa fa? Prende il pane e lo spezza. Nello spezzare il pane, loro riconoscono che era Gesù, perché hanno visto i chiodi, i fori. E loro cosa fanno? Non hanno più paura. Perché quando Gesù viene nella tua vita non hai più paura di niente. Non hai più paura di nulla. Corrono di notte al buio, corrono e vanno dai suoi fratelli. Abbiamo incontrato Gesù. Abbiamo incontrato Gesù, è risorto. E questa è la fede, non è una religione. Quando Gesù entra nella tua vita, tu corri dai tuoi amici, corri dalle persone, dici, ho incontrato Gesù, ti prenderanno per pazzo. Sì, sono pazzo. Quanti pazzi sono qui questa mattina? Alzate la mano. Ma papà, io sono pazzo, sono un extraterrestre, perché la mia vita non appartiene più, forse se mi taglia c'è sangue verde. Non appartiene più a questa terra, io sono nel regno di Dio, sono seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù e quando la mia vita finirà qui, io andrò con Lui. Quale speranza meravigliosa! Vivere in Cristo, il morire mi è di guadagno. Gloria a Dio! Il messaggio è questa mattina ancora quella voce meravigliosa. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io darò riposo alle anime vostre. Io darò riposo alle anime vostre, dice Gesù. Solo Lui può dare quella pace. Io vi do la pace che il mondo non vi può dare. Non la puoi acquistare la pace, non la puoi comprare, non puoi comprare nulla. Perché le cose dell'anima non si possono comprare. Potrai avere una soddisfazione, nel dare le cose agli altri abbiamo una soddisfazione, ma la pace che entra nel nostro cuore uno solo te la può dare, è Gesù. Solo Lui.
E io l'ho sperimentato e credo che anche voi l'avete sperimentato. E l'abbiamo sperimentato anche quando ci troviamo in alto mare, dove il mare è agitato, dove le onde stanno entrando nella barca e dove sentiamo ancora che Gesù dice: vieni fuori, non ti preoccupare, cammina con me sulle acque, vieni fuori dalle tue situazioni, cammina con me sulle acque. Perché Gesù a volte ci fa camminare sulle acque. Abbiamo un Dio grande. Alziamoci in piedi. Alleluia, gloria a Gesù. Signore, grazie per questo culto, grazie per la tua parola, grazie per il tuo Santo Spirito. Padre, io ho predicato la tua parola, forse non sono stato così efficiente, ma io confido nello Spirito Santo, perché Lui continuerà a parlare nei cuori di questa mattina, di quanti erano presenti qui e di quanto ci hanno ascoltato lì. Signore, fa che usciamo vittoriosi questa mattina, che non la diamo vinta al nemico, perché pensiamo che Lui ha rubato delle cose nella nostra vita e non lo possiamo più prendere. No, noi possiamo andare a riprenderci le cose, perché, Signore, con te noi siamo più che vincitori. Noi ti ringraziamo, Signore, e questa mattina vogliamo dirti grazie per questo culto. Grazie, Signore, e vogliamo dirti insieme, Signore, vogliamo lavorare per l'opera tua. Certamente succederanno delle cose magari che ci possono far star male, Signore, ma non è nulla di perduto, perché tu, Signore, sai recuperare attraverso la croce del tuo Figlio. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buona domenica a tutti quanti voi.